Il Palacongressi di Agrigento tra le 7 strutture in Sicilia individuate dalla Regione per installare impianti fotovoltaici e quanto previsto in un bando concorso che la commissione esaminatrice, insediata dall'assessore all'economia Gaetano Armao, ha aggiudicato allo studio professionale Bordonali SRL con sede a Palermo. L'area più vasta è quella dell'ex Sacos di Catania, si tratta di padiglioni nella zona industriale per una superficie di quasi 34.000 metri quadrati. Oltre che nelle 7 strutture di proprietà del demanio regionale, la Regione ha previsto di installare impianti fotovoltaici in 3 terreni pubblici, dove potenzialmente, come si legge nel bando, potrebbero sorgere le centrali. Uno di questi terreni pubblici è quello di Contrada Gurra Mortelluzze, a Menvi, di proprietà dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Si tratta di un'area di 47 ettari coltivati a ulivi sparsi e vigneti in parte zona verde. Oltre ad affidare la progettazione, obiettivo del bando è l'individuazione delle aree e dei fabbricati idonei per la realizzazione dell'intero cluster di impianti al fine di conseguire, mediante l'intervento diretto dell'amministrazione regionale nel mercato dell'energia, un risultato netto attualizzato pari all'incirca 200 milioni di euro. Le centrali avranno una potenza massima aggregata di 50-60 MW, raggiungibile anche attraverso più impianti. Dunque la Regione avvia il megapiano a favore dell'energia rinnovabile, puntando tutto sul fotovoltaico, un po' meno sull'eolico.